Buonasera, bentrovate e bentrovati. Questa è la terza puntata del sesto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo di trasmissioni su Radio Cooperativa Padova dedicate alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono un familiare, quindi vivo il problema, il tema della salute mentale dal punto di vista di chi appunto ha un familiare che è seguito da un centro di salute mentale. Sono appunto anni che ormai questo è il sesto anno che organizzo queste trasmissioni. Oggi riprendiamo il tema della dipendenza e parliamo di dipendenza e riduzione del danno. La dipendenza da sostanze è purtroppo un tema molto importante che coinvolge tante persone. Voglio darvi solo qualche numero tratto dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, che è una relazione appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dà una serie di stime che si riferiscono all'anno 2018. Il numero di utilizzatori di cannabis in Italia stimato nel 2018 è pari a circa 5,9 milioni di persone, 900.000 sono le persone stimate utilizzatori di cocaina, i consumatori di eroina sono stimati sempre intorno ai 300.000 nel 2018 e gli utilizzatori di altre sostanze come l'estasi, l'LSD e le anfitamine risultano sempre nella stima di 600.000 persone. Per avere anche un'idea del mercato che gira intorno a queste sostanze, che ruota intorno a queste sostanze, i numeri anche sono veramente impressionanti. 16,2 miliardi di euro nel 2018 sono stati spesi per tra cannabis intorno al 40%, cocaina il 30% di questi 16,2 miliardi, il 20% per l'eroina e il restante 10% per le altre sostanze. Quindi sono numeri veramente importanti. Parliamo di riduzione del danno perché la riduzione del danno è considerata come uno dei 4 pilastri per la politica appunto la politica europea per la droga, sulle droghe. E gli altri 3 pilastri sono la lotta al narcotraffico, la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Per parlare di questi argomenti abbiamo invitato questa sera Alessandra, e io saluto Alessandra. Ciao Anna. Ciao Alessandra. Alessandra è componente del gruppo Oltre di Dolo. Il gruppo Oltre di Dolo è un gruppo di persone che hanno o hanno avuto dei problemi di dipendenza e che sono impegnate per sostenere ogni azione volta a promuovere i loro diritti attraverso il protagonismo e il dialogo con la cittadinanza e le istituzioni. E poi ci parlerà Alessandra di una serie di iniziative che hanno messo in campo che sono veramente molto interessanti. Abbiamo con noi anche Marta Sofia. Buonasera Marta. Non so se riesci a far funzionare l'audio. Ciao Marta. Marta Sofia. Se mi vuoi rispondere comunque. Ok, allora Marta Sofia è assistente sociale, operatrice di bassa soglia e di riduzione del danno dal 2016, è esperta di outreach, netreach e lavoro di rete. Poi ci spiegherà cosa significano queste parole ed è al fianco di chi lotta per la tutela ed il rispetto della propria dignità e dei propri diritti. Si definisce come osservatrice interessata delle mode e delle sottoculture giovanili. E con noi anche Pino Di Pino. Buonasera Pino. Buonasera. Buonasera Pino, io non ho un riassunto, un'introduzione per presentarti, quindi lascio a te la parola perché tu ci dica un po' che cosa fai. Io faccio l'operatore di strada, l'operatore per la riduzione del danno da circa 21 anni, sono membro
del coordinamento del Network Italiano per la riduzione del danno, ITARD, che è un'organizzazione che si occupa di promuovere la cultura della riduzione del danno in Italia. In questi 20 anni ho lavorato e continuo a lavorare in unità di strada nel programma di scambio siringhe, ho lavorato nei contesti del divertimento, club, feste illegali, ho gestito, coordinato, accompagnato, è la parola migliore, gruppi di peer support, per cui di consumatori, di persone che usano droghe, che interagivano con con i servizi e con i propri pari, i propri utenti, e basta. E anch'io, come Marta, sono assolutamente una persona curiosa, perché questo lavoro senza curiosità e senza attenzione alla promozione dei diritti delle persone è difficile da fare. Va bene, grazie di questa presentazione. Io entrerei un po' nell'argomento e volevo appunto chiedere a Marta a questo punto che cosa si intende, che cos'è la riduzione del danno? Allora, mi scuso per prima, mi è saltata la connessione forse proprio nel momento in cui Quindi non ci hai salutavo. salutato. Mi sono spostata apposta. Allora, la domanda con cui tu apri è una domanda che potrebbe prevedere una risposta di ore, quindi Ecco, quindi cerchiamo di essere cercherò concisi. di essere il più breve e concisa possibile, anche perché so che poi insomma andremo ad approfondire proprio con il resto nel resto della puntata. La riduzione del danno è un approccio, nel senso che fa riferimento a una teoria, ma di fatto è anche e soprattutto un approccio tecnico-pratico che guarda in particolar modo all'uso di sostanze, abbandonando un pochino quello che è invece la teoria che mette al centro la sostanza, no? Come unica colpevole dei comportamenti della persona, e invece prende in considerazione e mette in correlazione tre grandi elementi. Che sono la persona prima di tutto, ponendola nuovamente al centro di quello che è l'intervento sia medico che sociale, che sguardo economico che si può avere in merito. Quindi la persona col suo ambiente interiore di riferimento, l'ambiente invece esterno in cui la persona vive, perché ovviamente è differente banalmente nascere in provincia dal nascere in una metropoli, figuriamoci quanto può essere differente nascere a Bangkok o nascere a Milano. E poi la sostanza. La sostanza quindi diventa solo uno degli elementi da prendere in considerazione nel momento in cui si lavora con le persone. E soprattutto l'approccio di riduzione del danno si basa su dei principi molto chiari, molto netti, e che il primo fra tutti è quello di abbandonare il giudizio sulla persona e quindi basarsi unicamente su dati tecnico-scientifici nell'affrontare il tema dell'uso di sostanze e il fenomeno dell'uso di sostanze, senza giudicare la persona e il suo comportamento, cercando di calarla sempre nell'ambiente di riferimento e appunto con la capacità di intendere il fenomeno dell'uso di sostanze non solo unicamente come dipendenza, nel senso che la dipendenza non è che uno dei modi in cui si possono usare sostanze ed è il modo patologico con cui si utilizzano le sostanze, che per fortuna interessa e coinvolge una piccolissima parte di persone che utilizzano sostanze, e quindi con un approccio di riduzione del danno e che quindi parte dal presupposto che le persone utilizzino le sostanze e lo facciano non necessariamente in maniera patologica, allora solo in questa maniera si può fare una corretta informazione, si può stare correttamente a fianco delle persone, andare a correggere, andare a limitare i danni, a ridurre i rischi dell'uso di sostanze, perché la riduzione del danno non dice
le sostanze sono buone e le sostanze non fanno danni, assolutamente. A ogni sostanza è legato un livello di rischio e di danno possibile a cui si va incontro, e solo rendendo le persone consce, consapevoli e responsabili si può fare in modo che queste utilizzino in tale maniera, e quindi andando incontro a meno rischi, meno danni possibili, e quindi con una percentuale e una possibilità infinitamente inferiore rispetto a quella attuale di sviluppare una possibile dipendenza. Questo per dare un quadro super ristretto e breve. La riduzione del danno ovviamente opera in maniere molto differenti, in servizi molto differenti, in maniere molto differenti e in luoghi differenti. È un approccio teorico, tecnico, pratico, che quindi può essere facilmente adattato, e non solo all'uso di sostanze. Sarebbe interessante iniziare a parlare, ad esempio, di riduzione del danno anche rispetto alle malattie psichiatriche, alla psichiatria. Sarebbe interessante iniziare a parlare di riduzione del danno in tantissimi altri ambiti, ma mi taccio. No, devo dire che è molto interessante questo tuo collegamento che fai con la psichiatria. Io volevo però capire proprio concretamente, e chiedo a Pino, che cosa fate, in che cosa consiste il vostro lavoro? Prima Pino ha detto che lui è un operatore di strada, quindi si è anche collocato fisicamente, no? In un certo ambito. Ma che cosa si fa per ridurre il danno? Allora, sì, la riduzione del danno praticamente è, come dire, un approccio che è trasversale a qualsiasi campo di lavoro con le persone che usano droghe. Nonostante e dopo ci arrivo. Nonostante questo, lo sviluppo principale della riduzione del danno avviene in Italia negli anni, diciamo, a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 0, e si affianca allo sviluppo di un approccio di lavoro sociale che è quello del lavoro di strada e del cosiddetto outreach. Cioè in quegli anni, per raggiungere fette di popolazione difficilmente raggiungibili dal servizio pubblico, giovani adolescenti nei quartieri di periferia, ma non solo di periferia, prostitute o comunque sex workers che lavoravano per strada, persone senza dimora e appunto persone che usano droghe, i servizi si dotano di unità mobili il cui compito è quello di andare incontro, da qui viene il nome outreach, cioè uscire a cercare, uscire dai servizi a cercare nei contesti e nei setting naturali di vita questi gruppi. Con l'approccio di riduzione del danno, questa cosa oltretutto raggiunge un livello di potenza piuttosto alto, perché lo sguardo di riduzione del danno, come lo ha presentato Marta, è uno sguardo che, poiché non è concentrato sull'aspetto patologico, bensì è concentrato sulla persona, sui comportamenti e sulla capacità della persona di modificare quei comportamenti, è un approccio che valorizza tantissimo le competenze delle persone che usano droghe, la loro capacità per esempio di iniettare in maniera sicura, di usare gli strumenti puliti, di non scambiarli e così via. Per cui stare nei contesti naturali in cui le cose succedono permette all'operatore della riduzione del danno di osservare con uno sguardo etnografico le culture dei gruppi di riferimento e quindi anche di saper tradurre queste osservazioni in competenze da valorizzare. Bisogna considerare che la riduzione del danno nel nord Europa soprattutto, ma anche in Italia, nasce, come dicevo prima, a cavallo fra gli anni, diciamo, primi 90 e metà anni 0, nasce soprattutto all'inizio come una strategia per contenere l'epidemia di HIV che interessava soprattutto grosse fette di persone che usavano per via iniettiva. Quindi praticamente una delle prime azioni di riduzione del danno che già nel Merseyside inglese ha inizio nell'85, 84, 86 circa, sono i programmi di scambio siringhe.
molto spesso si considera la riduzione del danno come il programma di scambio siringhe e niente altro, ok? Per cui quella pratica con la quale si forniscono strumenti di iniezione puliti a persone che usano iniettando come l'unica azione di riduzione del danno. In realtà nel corso di questi 20, 25, quasi 30 anni ormai, la riduzione del danno come approccio è cresciuta tantissimo, per cui per esempio con le persone iniettive, una delle azioni di riduzione del danno è quella dello scambio siringhe. Un'altra azione di riduzione del danno è quella di consegnare il farmaco salvavita in caso di overdose, perché 8 volte su 10 l'intervento overdose, il primo soccorso in caso di un'overdose, è fatto a opera di un'altra persona che usa droghe, e quindi se questa persona ha il farmaco salvavita che quasi immediatamente interrompe l'overdose, si accorcia la catena del soccorso. Ma quindi poi scusami se ti interrompo, sì, ma vi sono successi quindi di dare questo farmaco overdose e di aver salvato dall'overdose delle persone? certo, sì, sì, noi lo distribuiamo, quasi tutte le unità mobili e i servizi di riduzione del danno lo distribuiscono. Però ecco, e qui arrivo al punto in cui dicevo che la riduzione del danno è cresciuta e non è solo riferita alla popolazione iniettiva, perché per esempio poi con l'affacciarsi delle cosiddette, allora ancora, già troppo tardi definite nuove droghe, e quindi con lo scenario di intervento e di lavoro sulle popolazioni giovanili che assumono stimolanti o psichedelici nelle feste, legali o illegali, ecco che si è aperta una nuova pista di lavoro. L'Italia è l'unico paese, tra l'altro, nel quale si fa una distinzione fra riduzione del danno, intendendo l'intervento con il tossicodipendente iniettivo in strada, e limitazione dei rischi, intendendo la giovane che va in discoteca a divertirsi. Questi interventi sono chiamati universalmente in tutto il mondo harm reduction, riduzione del danno. Ma questa distinzione che viene fatta in Italia ha delle conseguenze sugli operatori? Nel senso che uno No, fa... ha solo la è solo... giustificazione che consideriamo che in questa settimana comincia la conferenza nazionale sulle droghe. La conferenza nazionale sulle droghe in Italia non si convocava da 12 anni, per legge dovrebbe essere convocata ogni 3. Questa conferenza era iniziata con un tavolo che si occupava di discutere aggancio precoce e limitazione dei danni nelle persone che usano, nei tossicodipendenti. Per chiamarla riduzione del danno si è dovuto fare un'azione quasi di pressione e di advocacy verso il Ministero. La conferenza che ha preceduto questa è stata nel 2009 a Trieste, e la riduzione del danno veniva definita come arrendersi di fronte alla morte delle droghe. Per cui questo Quindi, paese è un paese che con questo approccio ha un grossissimo problema, perché non è un approccio punitivo. immagino che ci siano degli schieramenti politici che non sono, che Sì. interpretano la riduzione. Anche tecnici. E anche tecnici. Però ho capito che c'è una politica europea che nel 1994, cioè i rappresentanti dei vari paesi europei si sono riuniti e hanno stabilito questi 4 pilastri, e uno di questi, abbiamo già detto nell'introduzione, la lotta al narcotraffico, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e la prevenzione del danno. Quindi è l'Italia che è un po' indietro rispetto agli altri paesi europei. Decisamente l'Italia è Esatto. molto indietro. Molto. Se Marta vuoi dirgli un paio di interventi che in Italia non si possono ancora neanche nominare, che nel resto d'Europa sono realtà? No, dicevo, una di queste è sicuramente quella delle stanze del consumo, delle drug consumption room, che in Italia non sono nominabili, anzi è stata c'è un articolo di legge apposta per vietarle, piuttosto che ancora si fa fatica, nonostante sia assolutamente legale, parlare di drug checking. Qua ecco, allora spiegaci un po' questi termini, perché tu stai usando dei termini abbastanza tecnici. Cosa sono le drug
scusate, sì, la Drug Consumption Room. Sono quelle che in italiano si chiamerebbero, dovrebbero chiamarsi stanze del consumo, sono dei luoghi che potrebbero essere assolutamente pubblici, come insomma del privato sociale, eccetera. Questo poi insomma ogni paese, ogni luogo si dà la dimensione amministrativo-burocratica che ritiene più consona, in cui le persone in maniera assolutamente sicura e tutelante possono entrare per utilizzare sostanze, e in questo modo possono farlo lontano dai rischi a cui si viene incontro facendolo in strada, facendolo al freddo, facendolo nascosti, facendolo senza la presenza di personale sanitario nel caso in cui dovessero succedere delle cose spiacevoli, senza la possibilità di qualcuno che appunto ti assiste nel momento in cui ci dovessero essere dei problemi, e con la possibilità soprattutto di di sentirti accolto e di poter anche avere magari legato al tuo uso un colloquio, un aggancio da parte di operatori sanitari e sociali. Questo è come le stanze del consumo sono organizzate nella maggior parte dei paesi europei. Quindi un luogo in cui la persona può entrare, può utilizzare la sostanza, sia per via iniettiva che fumandola, che insomma in diversi modi, mangiandola. Non necessariamente dobbiamo pensare all'uso di sostanze sempre e solo unicamente per via iniettivo, anzi, e può farlo con della strumentazione pulita, può farlo sotto il controllo di un infermiere o comunque del personale sanitario, e soprattutto prima o dopo dovesse aver bisogno di fare due parole con un operatore sociale, ad esempio perché nell'ultimo periodo sta riscontrando dei problemi, o perché magari è intenzionato a smettere e ha bisogno di parlarne con qualcuno, o magari perché vorrebbe provare a usare di meno, o magari ma non necessariamente smettere, o magari perché ha anche dei problemi legati all'affitto, perché non necessariamente, tra l'altro, sono persone che vivono per forza in strada. La maggior parte sì, ovviamente, ma non per forza. Mi viene in mente banalmente, rubo un secondo per questo aneddoto, perché secondo me può dare un po' il senso della necessità che potrebbe avere delle stanze del consumo. Ci sono ragazzi e ragazze che si muovono in treno da una città all'altra, e le nostre reti ferroviarie in Italia, con orari e quant'altro, soprattutto quando ti muovi tra paesini, lasciano abbastanza a desiderare. Questa ragazza poco tempo fa, non dirò né dove né niente, insomma, è rimasta ferma da noi, io sono ad Alessandria, e senza la possibilità di insomma sapere dove andare a utilizzare, aveva bisogno di farlo, senza avere nessuna conoscenza del luogo, e per fortuna in maniera assolutamente fortuita e assolutamente casuale ha incontrato me, che gli ho dato delle indicazioni, e abbiamo risolto insieme la problematica che aveva in quel momento. Dopodiché la sua alternativa era andare sotto un ponte da sola al buio, probabilmente, a utilizzare, con tutti i rischi che questo può comportare per una ragazza molto giovane e donna in questo paese. Certo, ma visto che non ci sono queste stanze del consumo, visto che voi comunque di lavoro entrate a contatto con chi consuma droga, no? Con chi consuma sostanze, quali sono i luoghi dove riuscite ad avere questi contatti? Se ci sono dei luoghi particolari. Là dipende da come il lavoro di riduzione del danno, o meglio il lavoro di bassa soglia con l'approccio di riduzione del danno si svolge. Ci sono dei centri bassa soglia che si chiamano drop-in,
che accolgono le persone e quindi ai quali le persone si possono recare. Quando diciamo bassa soglia intendiamo servizi che non hanno regole di accesso particolarmente stringenti e che in ogni modo facilitano attraverso orari di apertura, modalità di accesso e così via, l'accesso appunto delle persone. Ma sono luoghi fisici, cioè, oppure sì, è sì, il camper che si il drop-in sposta? è un luogo fisico. Aggiungo solo con un accesso anonimo e gratuito. Esatto, per cui per esempio se per accedere a un servizio formale si deve prendere l'appuntamento, si deve avere un documento, una tessera sanitaria, essere in regola e si deve, che so, firmare un patto educativo, facciamo finta, un patto terapeutico, per entrare e accedere in un servizio di bassa soglia, che sia un drop-in o un'unità di strada, basta presentarsi. Si può dire di chiamarsi, io potrei presentarmi e dire di chiamarmi Cesare il Grande e mi chiamerebbero Cesare il Grande senza problemi. Nessuno vorrebbe sapere esattamente qual è il mio nome e cognome se io ho voglia di rimanere appunto in anonimato. Non devo avere il permesso di soggiorno se sono una persona straniera, non devo essere lucido, posso anche essere ubriaco, fatto o non mi serve appunto prendere appuntamento. Tendenzialmente in questi spazi le regole sono 3: non si usa violenza né verso gli operatori né verso gli altri, non si consumano droghe all'interno, questo perché, come diceva Marta, c'è una legge che lo proibisce esplicitamente e ne potrebbe andare a rischio la chiusura, e non si fanno tramacci, cioè non si piantano traffici all'interno del drop-in. Per il resto, in uno spazio come questo, chiunque ha cittadinanza e chiunque deve rispettare gli altri. E poi ci sono appunto le unità di strada che invece si recano nei luoghi naturali di aggregazione delle persone, lavorano principalmente sulle cosiddette scene aperte, cioè su quelle parti delle città che sono interessate dal fenomeno invisibile, scusate, visibile, ma qui stiamo ancora parlando solo del lavoro con popolazioni target marginali. Si può fare riduzione del danno, per esempio, nei centri d'ascolto nelle scuole, laddove un ragazzo presenta il proprio uso di cannabis e con lui si lavora su quando usi, con chi usi, perché usi, quanto ti piace, quanto ti soddisfa, che problemi ti dà, per evidenziare eventuali, dico appunto e sottolineo, eventuali problemi nel consumo e modificare quello che noi chiamiamo lo stile di consumo, cioè il modo in cui le persone consumano droghe. Si può fare riduzione del danno nelle discoteche, quando per esempio si va a fare informazione onesta, sincera e si tenta di lavorare con il gestore del locale. Per esempio, a proposito di quello che diceva prima Marta, di guardare con attenzione il contesto, ci sono discoteche nelle quali una bottiglia d'acqua costa 5 euro. L'accesso all'acqua in un club nel quale il grosso rischio di malore è il calore, vendere acqua a 5 euro è un'azione criminale. Quindi l'operatore di riduzione del danno che lavora in un contesto del genere presenta al gestore la situazione del proprio locale. Fa molto caldo, le persone bevono alcol, che è una droga disidratante, una sostanza disidratante, consumano stimolanti che a loro volta alzano la temperatura corporea, rischi di avere diversi malori e quindi ti conviene dare libero accesso all'acqua. C'era una discoteca di Jesolo, non so se lo faccia ancora, che addirittura aveva messo l'acqua calda nel bagno. Acqua calda ad agosto a Jesolo nel bagno per impedire alla gente di riempirsi la bottiglia d'acqua. Questo è appunto uno sguardo di riduzione del danno. Guardare cosa succede con sguardo, come dire, curioso e non giudicante, e trovare quali sono quelle opportunità da offrire alle persone che usano droghe affinché il loro consumo di droghe sia il meno rischioso possibile per loro stessi e per il contesto che vivono. Va bene, grazie. Io fermerei un attimo qui i nostri discorsi perché diamo la possibilità di fare una piccola pausa musicale e poi li riprendiamo. Mi sembra molto interessante quello che sta emergendo. Grazie.